La novità fondamentalmente è rappresentata dal fatto di riavere una entità tutta vicina, perché abbiamo di nuovo gli ambulatori e il day hospital nella stessa sede. La novità è avere una sede luminosa e che renderà anche più piacevole sia la permanenza dei nostri utenti che tutto sommato anche la nostra attività lavorativa. La clinica patologia del fegato si sposta da Cattinara all'ospedale maggiore di Trieste per un servizio che vuole rafforzare la prossimità al cittadino e contemporaneamente rendere più confortevole le visite sia per i pazienti che per i medici stessi. Al nosocomio cittadino si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del reparto. L'ospedale maggiore è un punto di incontro anche con tutta l'attività territoriale che in questo momento sta diventando veramente importante anche proprio per il nostro tipo di attività ambulatoriale, e quindi sicuramente avere queste possibilità all'ospedale maggiore ci potrà in qualche maniera aiutare. Ci avviciniamo forse al cittadino. Alcune delle procedure che vengono fatte per esempio nel day hospital dell'ospedale maggiore, che saranno le paracentesi, le biopsie epatiche, le infusioni, tutte quelle procedure un po' più scevere da possibili complicanze. Esistono invece delle altre procedure che noi mettiamo in atto, per esempio per quanto riguarda il trattamento dei tumori primitivi del fegato, che invece manterranno la loro locazione a Cattinara perché a maggior rischio di possibili complicanze. La stessa cosa succederà per tutti i pazienti che afferiranno alla gastroenterologia per procedure anche in questo caso maggiori. Decio Ripandelli, presidente della Fondazione Italiana Fegato, presente all'inaugurazione, ha rimarcato l'importanza della sinergia tra pubblico e privato per conseguire risultati importanti sia nella ricerca che nell'applicazione delle terapie. Sia il Centro Patologia del Fegato che la Fondazione Italiana Fegato sono figli della stessa persona, cioè il professor Claudio Tiribelli, che è il nostro attuale direttore scientifico e che è stato il direttore del Centro Patologia del Fegato prima della professoressa Crocè. E quindi ovviamente la sinergia è fortissima e noi ci occupiamo specificatamente di ricerca traslazionale, ossia dal malato verso la ricerca e poi dalla ricerca attraverso l'industria ritorna al malato e questo ci sta portando a dei risultati piuttosto importanti. La nuova sede del Centro Patologia del Fegato da un certo punto di vista un po' ci distanzia, perché prima la CPF era a Cattinara, noi siamo a Basovizza e quindi eravamo vicini di casa. Però dall'altra parte io mi auguro che questo sia un passo indietro per fare un volo in avanti per quello che riguarda la collaborazione clinica tra la FIF e la CPF.